Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. 2 persone morte nello scontro tra un'auto e un furgone. L'incidente è avvenuto sulla Palermo-Messina, all'altezza di Buonfornello. C'è anche un ferito. Trovata senza vita tra le macerie anche Francesca Mannina, l'altra siciliana che risultava dispersa dopo il terremoto in Venezuela. 5.000 euro al mese trattabili è la richiesta degli estorsori ai commercianti di Palermo. Addio Pizzo lancia una campagna di sensibilizzazione. Denunciate, non siete soli. La strage di Ustica, 81 le vittime dell'incidente aereo di 46 anni fa. Il presidente Mattarella, un dovere irrinunciabile cercare la verità. Il governo annuncia che si opporrà alla richiesta di archiviazione. Iniziati i lavori di restauro della cappella di Sant'Agata alla cattedrale di Catania, riemerge la bellezza dei colori originali, lo splendore del cancello dorato e lo stemma. Calcio, il Catania ha scelto il nuovo tecnico Emilio Longo, nelle prossime ore la firma di un contratto biennale. Riscatto Orizzonte, le catanesi battono la SIS Roma per 13-6 e pareggiano i conti nella serie Scudetto. Servirà a gara 3 per assegnare il titolo tricolore di pallanuoto. Dunque, ieri pomeriggio c'è stato un incidente stradale sulla Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello. Nello scontro tra un furgone e un'auto sono morte 2 persone. Sentiamo Marco Gullà. Ancora una tragedia, ancora un incidente mortale, 2 morti e un ferito sulla Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello, uno scontro violentissimo tra un'auto e un furgone. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio e secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della polizia stradale, un'autovettura avrebbe invaso la corsia opposta, dove è in vigore uno scambio di carreggiata per lavori, scontrandosi frontalmente con un furgone. A perdere la vita il conducente dell'autovettura, un uomo di pettineo, e il passeggero del furgone, un palermitano di 45 anni. Nel frontale una terza persona, un palermitano, è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civico del capoluogo siciliano in elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario, la polizia stradale e gli addetti di Autostrade Siciliane. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi è stata disposta l'uscita obbligatoria sulla strada statale 113. Il traffico ha registrato pesanti rallentamenti. Il sindaco di Cefalù, Davide Tuminello, ha invitato gli automobilisti alla massima prudenza. È stata trovata morta la donna di origini siciliane che risultava dispersa in Venezuela dopo il terremoto. Si tratta della seconda vittima originaria dell'isola dopo Giuseppe Colaianni. Sentiamo Orazio Longo. Il cadavere è stato estratto dalle macerie del residence Pinaiga alla Guaira, alle porte di Caracas, dopo che i parenti per ore avevano setacciato gli ospedali e diffuso appelli sui social. Francesca Mannina non ce l'ha fatta. È la seconda vittima siciliana del forte sisma che ha colpito il Venezuela, dopo Giuseppe Colaianni, il 56enne originario di Calascibetta, che prima di morire è riuscito a mettere in salvo la moglie. 42 anni, laureata in commercio internazionale e impiegata nella macelleria di famiglia, Francesca è rimasta intrappolata sulla soglia del proprio appartamento mentre tentava di trovare una via di salvezza. Il marito è invece riuscito a farcela, ma si trova ora in stato di shock. La donna era originaria di Balestrate, in provincia di Palermo. In paese la notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di cordoglio e commozione. Molti la ricordano come generosa e altruista. Il sindaco ha espresso pubblicamente cordoglio alla famiglia attraverso i social, sentimenti di solidarietà e partecipazione, con l'auspicio che chi è ancora coinvolto possa essere tratto in salvo e che le famiglie trovino la forza di affrontare questo difficile momento, ha scritto. Francesca Mannina risultava dispersa dal 24 giugno, giorno del violento sisma che ha provocato crolli e distruzioni in diverse aree del Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, nelle ore successive al terremoto, la donna si trovava all'interno di un edificio interessato dal crollo e stava cercando di mettersi in salvo quando si sono perse le sue tracce. 5.000 euro al mese è la richiesta degli esattori del pizzo ai commercianti di Palermo. Addio Pizzo lancia una campagna porta a porta nei quartieri di Tommaso Natale e Cardillo, invitando i commercianti a denunciare. Non siete soli. Marco Gullà.
5.000 euro al mese, trattabili, e per alcuni c'è una tassa in più che va corrisposta subito, che varia dai 30 ai 40.000 euro. Gli esattori del pizzo a Palermo continuano a tartassare i commercianti con richieste di messa a posto, entrano nei negozi e con spavalderia minacciano i titolari: dovete pagare. Parallelamente le associazioni anti-racket come Addio Pizzo si sono mosse da tempo per incoraggiare i commercianti a denunciare. Nelle ultime ore i volontari stanno lanciando una nuova campagna di forte impatto a Tommaso Natale e Cardillo, passeggiate per il quartiere e incontri con i commercianti. Incontri con imprenditori e commercianti che proseguiranno nelle prossime settimane, che hanno l'obiettivo di iniziare una fase di ascolto e di sensibilizzazione per portare a una collaborazione con magistrati e forze dell'ordine. Nel quartiere c'è chi continua ad avere paura, non denuncia richieste di pizzo per timore di ritorsioni e conseguenze. Dall'altro lato, Addio Pizzo ribadisce totale vicinanza agli imprenditori. L'unico modo per uscire fuori dalla piaga del pizzo è quella di essere uniti con una denuncia collettiva. E adesso vi mostriamo delle immagini che arrivano dalla playa di Catania, che documentano degli sversamenti in mare a ridosso di uno stabilimento balneare. Sono stati proprio alcuni bagnanti a girare i video e a lanciare l'allarme. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera, che ha effettuato un sopralluogo. Secondo il titolare dello stabilimento si tratterebbe di scarichi provenienti dalla zona industriale. Sono in corso indagini. Certo, il colore non promette niente di buono. Controlli della polizia nelle zone di Trappeto e Poggio-Lupo a Catania. I servizi si sono concentrati nelle zone al confine con Misterbianco e sui complessi di edilizia popolare di Via Ustica. Nell'ascensore di un condominio è stata trovata la presenza di stupefacenti, in parte dentro la porta ma anche nel sottotetto del corpo scala dell'edificio e nel locale tecnico dell'ascensore. In un vano contatori trovati una pistola e varie cartucce. Denunciato per spaccio un giovane che girava in scooter. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. Lo ha comunicato una nota diffusa da Palazzo Chigi ieri, giorno del 46esimo anniversario della strage. Manlio Viola. 46 anni e ancora nessuna certezza, nessuna verità assoluta, e forse quella verità non arriverà mai più. Tanto è passato dalla strage di Ustica, il peggior incidente aereo della storia dell'aviazione italiana, che probabilmente però incidente non fu. L'unica cosa che sembra ormai certa è che le 81 persone a bordo del DC-9 Itavia morirono quali vittime inconsapevoli di scenari di guerra nei cieli siciliani la sera del 27 giugno 1980. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne nel Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno rimane un dovere irrinunciabile, dice oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Custodire la memoria è un dovere e un impegno collettivo. Il trascorrere del tempo non attenua la necessità di proseguire con determinazione nella ricerca della verità, aggiunge il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Commemorare questa tragedia significa rinnovare l'impegno delle istituzioni nel preservarne il ricordo affinché non venga mai meno la memoria e si continui a perseguire con determinazione la ricerca della piena verità, scrive invece su Instagram il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Un barlume di verità ufficiosa in realtà c'è, anche se non riconosciuta. Durante la battaglia nei cieli siciliani fra MiG libici e caccia francesi, uno di quei MiG libici passò a velocità supersonica, troppo vicino all'aereo civile. L'onda d'urto danneggiò irreparabilmente entrambi i velivoli, che precipitarono, il DC-9 nel mare di Ustica, il MiG in Calabria sui monti della Sila, ma nessuno confermerà mai che andò così. Parliamo adesso della piccola eruzione in corso sull'Etna, un'attività effusiva dalla bocca posta a quota 3.000 metri che sta alimentando una colata lavica che si divide in due flussi principali, il cui fronte più avanzato ha raggiunto quota 2.800 metri. Lo monitora l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Durante il sopralluogo non è stata osservata attività esplosiva dal cratere voragine, ma solo intenso degassamento. La Protezione Civile ha alzato comunque il livello di allerta da verde, che è fase di calma, a giallo, che è fase di attenzione, attivando lo stato di preallerta. Nessun impatto al momento sulla operatività dell'aeroporto di Catania.
Sono iniziati i lavori di restauro della cappella di Sant'Agata ed è già possibile ammirare la bellezza dei colori che stanno tornando all'originale, sia del suggestivo cancello dorato sia dello stemma di Dea Cugna. Sentiamo Orazio Longo. Abbiamo proprio voluto iniziare con il recupero dell'antica porta tutta in oro zecchino, con parte interna di tutta la decorazione lapidea. Un apparato decorativo composto non solo da marmi dorati ma anche da colonne in alabastro e oro, oltre al ritorno all'antico splendore dei grifoni presenti nella struttura. Si è dato ufficialmente il via ai lavori di restauro della cappella di Sant'Agata, un intervento che mira a restituire il suo originario splendore a un luogo di alto valore non solo religioso ma anche storico e artistico. I lavori, che si trovano attualmente in una fase preliminare, proseguiranno speditamente dopo le celebrazioni del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Possiamo già ammirare la bellezza dei colori che vengono restituiti al loro primitivo splendore, il cancello di Sant'Agata dorato e poi lo stemma di Fernando de Acugna in questa cappella realizzata con le sue decorazioni principali nel 1495 dalla moglie Maria d'Avila. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo della Regione Siciliana. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con altre notizie. Dopo 3 giorni del Village Pride, collaboratori, concerti, DJ set, un market dedicato all'artigianato queer, il Gay Pride di Catania ieri è entrato nel vivo con il corteo di ieri pomeriggio in via Etnea. Lo slogan scelto per questa edizione è stato "Viva la Repubblica antifascista", con un focus sui temi dell'autodeterminazione e del contrasto ad ogni forma di discriminazione. E parliamo adesso di una battaglia che rompe gli schemi all'Università di Catania. Arriva il congedo mestruale per le studentesse che soffrono di dolori durante il ciclo. A portare avanti la battaglia è un gruppo di studenti maschi. Desiree Ferlito. L'Università di Catania apre la strada a un tema che fino a pochi anni fa era quasi un tabù, il congedo mestruale. L'Ateneo Etneo è tra i primi in Italia ad aver introdotto una misura a tutela delle studentesse che soffrono di dismenorrea severa, ovvero dolori mestruali particolarmente invalidanti che possono rendere difficile seguire le lezioni o sostenere gli esami. Potrebbe sembrare una battaglia che riguarda soltanto le donne e invece a portare avanti la proposta all'Università di Catania sono stati un gruppo di studenti, tutti maschi. Noi siamo due facce della stessa medaglia, uomini e donne, quindi il fatto di dover costantemente pensare che siamo contrapposti piuttosto che complici in una società che poi deve mirare al benessere comune è proprio il punto chiave. Le tue colleghe donne, le ragazze, cosa ti hanno detto? Sicuramente hanno ringraziato perché è una cosa che non ci si aspettava, è una cosa che in realtà si vocifera da tempo, c'è chi lotta per queste cose, ci siamo riusciti e quindi chiaramente sono contenta. Per accedere al congedo sarà necessaria una certificazione medica che attesti la patologia, evitando così che le assenze possano trasformarsi in un ostacolo al percorso di studi. Più di un segnale è un atto concreto. In Italia non esiste ancora una legge che disciplini il congedo mestruale per studentesse e lavoratrici, anche se negli ultimi anni alcune scuole, grazie all'autonomia scolastica, permettono 2 giorni di assenze in caso di dismenorrea grave. Una battaglia senza sesso che supera un retaggio culturale e lancia un messaggio preciso. Forse è l'ora di cominciare a capire che se vogliamo realmente costruire qualcosa dobbiamo cominciare a farlo tutti insieme, guardando nella stessa direzione. I comuni di Modica, Ragusa e Vittoria hanno ottenuto la spiga verde, il riconoscimento di Confagricoltura, ma chi vive nei campi lotta ogni giorno con un prezzo di mercato che non basta a coprire le spese. Veronica Barbarino. Il riconoscimento Spighe Verdi, assegnato da FE Italia e Confagricoltura ai comuni rurali più virtuosi, quest'anno in Sicilia è andato solo ai 3 comuni iblei. Modica, Ragusa e Vittoria si confermano infatti tra le eccellenze italiane per sostenibilità in agricoltura e gestione del territorio.
dall'uso del suolo alla valorizzazione delle produzioni tipiche, dalla gestione dei rifiuti alla tutela del paesaggio. Sono numerosi gli indicatori di sostenibilità per acquisire il riconoscimento e gli imprenditori agricoli Iblei hanno saputo dare lustro alla Sicilia. Ma per chi lavora ogni giorno nei campi, il vero traguardo resta un altro: ottenere un prezzo equo per ciò che produce. Il mercato non apprezza le eccellenze che noi produciamo, i sacrifici di tanti agricoltori, la grande esperienza, la grande professionalità. Oggi siamo noi intorno ai 26-28 centesimi prezzo alla vendita del grano, quando per produrre il grano oggi sono necessari almeno dai 30 ai 38 centesimi, costi di produzione vivi. Non so quali saranno i propositi per cominciare le prossime campagne, le prossime annate agrarie. Senza una giusta remunerazione, quindi, diventa sempre più difficile continuare a custodire quel paesaggio e quella qualità che oggi fanno conquistare al territorio ebleo un riconoscimento nazionale. Tutto pronto per il concerto di Radio Italia a Palermo. Oltre 47.000 persone assisteranno alle performance dei big della musica italiana che si esibiranno nel palco al Foro Italico. Tantissime già le persone presenti alle prove del concertone. Sentiamo Marco Gullà. È tutto pronto per il concertone di Radio Italia in programma stasera a Palermo. Oltre 47.000 persone affolleranno il Foro Italico per assistere alle performance dei big della musica italiana. Il cast è davvero importante: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Fedez, Francesco Gabbani, Rama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e tanti altri. E già ieri molti hanno assistito alle prove del grande evento. Chi è il vostro idolo, il cantante preferito? Di quelli che ci sono al concerto, io Achille Lauro. Poi vengo pure per Fedez, un po' anche per Marco Masini. Per i Pinguini Tattici. Abbiamo già l'ombrellone, ora vado a prendere le sdraio, i letti e poi preparo da mangiare qualche cosa e gliele porto alle ragazze qua perché anche loro hanno bisogno. Siete qui per chi comunque? Che è il cantante preferito? Il cantante Rama. Ormai se ti guardo intensamente e che mi fa girare la testa, ma non mi interessa, parliamo tra la gente. Il concerto inizierà alle ore 20:40, ma già da stamattina in molti sono proprio davanti il palco. È Achille Lauro, sì? Sono qua per Achille Lauro. Non sono stata al concerto, adesso mi vedo la sua live qua. E allora cantaci una strofa di Achille Lauro. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso. Questa notte è l'ultima per noi qui sotto un cielo immenso. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare del nuovo tecnico del Catania. E dunque siamo al calcio, il Catania ha un nuovo tecnico, si tratta di Emilio Longo che firmerà un contratto biennale. Ci dice tutto Sergio Colosi. 2 volte fuori e 2 volte il Cerignola, quindi sono 6. Emilio Longo, salernitano di 52 anni, è il nuovo allenatore del Catania. L'accordo è stato già raggiunto, l'ufficialità nelle prossime ore, forse ad inizio settimana. Il Catania lo chiama, lui risponde presente, senza dubbi o perplessità. Ha dimostrato di volere fortemente il club rossazzurro, un fattore in più dopo le estenuanti trattative con Fabio Caserta e Pietro De Giorgio. Contatti sempre più frequenti negli ultimi giorni, intesa su tutto. La storia e le ambizioni della società di Pelligra hanno fatto la differenza. Dopo l'addio al Crotone e il passo indietro con il Foggia, ha scelto Catania. Stimato, preparato e motivato, ecco la grande occasione che sino ad oggi non era arrivata. Allenato anche Picerno, Caratese e Cavese. Tanta Serie C, tanta gavetta. Gli manca quel salto in B, obiettivo del Catania, dopo 3 stagioni in terza serie. Firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno legata ai risultati. Nel suo staff il vice allenatore Vincenzo Migliaccio, il collaboratore Favasuli, i preparatori dei portieri Barasso e Atletico Parisi. Il suo marchio di fabbrica è il 4-2-3-1, in alternativa il 4-3-3. Con Francesco Forte in partenza con destinazione Entella, non si escludono trattative con il Crotone per la punta Guido Gomez, seguito in passato dal Catania, e per Marco Zunno, altro elemento valorizzato dallo stesso Longo.
Parliamo di pallanuoto femminile. L'Orizzonte Catania batte la SIS Roma con il netto punteggio di 13-6 e riscatta la sconfitta di mercoledì scorso. Sarà necessaria gara 3 per assegnare il titolo tricolore. Tonino De Mana. Sarà necessaria gara 3 per assegnare lo scudetto 2025-2026 di pallanuoto femminile. A contenderselo ancora una volta l'Orizzonte Catania e la SIS Roma, battuta ieri sera con il netto punteggio di 13-6. Dopo la sconfitta nella capitale serviva una grande reazione che in effetti è arrivata, con le atlete rossazzurre protagoniste di una prova di forza straordinaria, supportate dall'immancabile calore del Pallanesima. Il match ha visto le catanesi andare avanti 4-2 già alla fine della prima frazione, ma il divario tra le due squadre è aumentato in modo decisivo nel secondo parziale grazie ad un perentorio 5-1, quasi una formalità la terza e la quarta frazione, con l'Orizzonte in assoluto controllo. 13-6, come detto, il risultato finale. Sugli scudi, 3 gol a testa, Daphne Bettini, Claudia Marletta e Morena Leone. Standing ovation per Giulia Viacava per la sua ultima gara alla piscina di Nesima. Prima però bisognerà giocare l'ultima sfida, l'ultimo atto che vale il titolo italiano. Appuntamento sabato 4 luglio alle 19:15 ad Ostia per gara 3, dove, neanche a dirlo, sarà l'Orizzonte Catania a tuffarsi a caccia dell'ennesimo scudetto della sua straordinaria storia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e vi auguro una buona domenica. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.